Iroso, l'ultimo mulo alpino ad aver svolto il servizio militare, compie 40 anni. Età eccezionale quella della matricola 212 che festeggia tradizionalmente il compleanno il 1° gennaio. Il suo biglietto d'auguri glielo hanno preparato il proprietario Antonio De Luca e le penne nere del reparto Salmerie di Vittorio Veneto che da sempre lo accudiscono. Un grande manifesto affisso lungo la strada provinciale ad Anzano. 40 anni non sono pochi perché, come ormai tutti sanno quasi, ha l'equivalente di 120 anni umani, per cui è un limite, come dire, cioè un traguardo, ecco, raggiungibile da pochi. 40 anni per un mulo, forse qualcun altro è arrivato, ma di cui si abbia notizia Iroso è l'unico. Per l'Epifania, Iroso, salute permettendo, dovrebbe tornare a mostrarsi al pubblico. L'occasione sarà la festa della sezione degli Alpini a Montaner di Sarmede. Ma ad attendere il veterano c'è una vera e propria festa di compleanno che potrebbe svolgersi il 27 gennaio. Beh, noi abbiamo in programma una celebrazione, ci riuniremo domani sera per decidere quando, ma chiaramente entro questo mese qua, perché tra l'altro convenzionalmente appunto compie gli anni a gennaio, sostanzialmente essendo nato nel primo semestre, e dopo la sua ultima uscita ufficiale, che è stata quella a Vittorio Veneto il 17 giugno dell'anno scorso, ormai, cioè al raduno del Triveneto degli Alpini, vediamo se riusciamo a metterlo in vetrina anche magari in questa occasione. Io penso e spero di sì.